Ragazzi, so che però non state capendo, ma devo stare lontano da Foxy perché non deve sentirmi! Non sapete il perché? Ve lo spiego subito! Sapete cosa ha fatto? Ha costruito un marchingegno che lui chiama Macchina della Verità! E mi ha costretto a dire tutto, sì! Ha cercato dentro il mio cervello! E quindi ora sono veramente fregato, non posso più dire una bugia! Ma so che in questo momento non state capendo, guardate questa clip! Questo è il mio macchinario delle bugie 50.000.0. Hai mai usato il mio computer nelle ultime 2 ore? No! No? No, Foxy, no! No! T'ho beccato! Impostore! Ah, la, Foxy! Che stai facendo? Oh, guarda che figo sto gioco, vuoi giocare con me? No, giocare con te no, grazie. No, ma ti ringrazio, adesso vado, Continua a giocare, che è fighissimo! Cioè, bravo, tiro, Sì. Bene, ora che Foxy è là dentro e sta giocando il nostro momento, dovrebbe averlo messo qui da qualche parte, ma dov'è? Ah, questa macchina della verità, dov'è? Ah, questo non mi sembra la macchina della verità. Ah, eccolo! È perfetto, è questo qui! Ragazzi, chi se la ricorda è questa qui! Eccola qui! E se non sbaglio, questa qui la dobbiamo collegare a questa luce. Ecco fatto! Ci siamo! È perfetto! Crazy, che stai combinando di là? Oh, cavolo, mi ha sentito! Niente, mi sto qua riscaldando perché fa un po' di freddo. Ah, ora ci manca solo capire come possiamo riuscire a portarlo nella macchina della verità. Che dici? Come? Ne sei sicuro? A manettarlo? Ah, dice con le manette che mi ha dato la signora poliziotta! Grazie mille, Berillo, è perfetto! Sei proprio un bravo coniglietto. Amico mio, come stai? Allora, mi sono appena arrivate delle manette fighissime, giocattolo! Che figata! Vero, le proviamo, sì, proviamole, aspetta, vediamo se funziona. Ma sono giocattolo, sì, sono giocattolo. Un click per toglierle. Sì. Sicuramente fatela far così. Allora? Si dovrebbero... Sì, in teoria, no, queste non si mangiano. Non si mangiano queste! Come faccio a toglierle? Foxy, ti devo dire una cosa. Ma mi stai minacciando con una scopa? Ah no, ho sbagliato! Adesso sei mio prigioniero! Ma questa è una pistola vinta. Senti, non ho niente con cui minacciarti, ok? Adesso seguimi e non rompere! Ah, va bene, ma comunque non mi spaventi. Mi togli queste manette? Vieni qua! Perché la mia macchina della verità? Adesso è arrivato il momento di divertirmi! Crazy, cosa vuoi scoprire? Mi hai torturato e mi hai costretto a dirti la verità per tanto tempo! È arrivato il momento di vendicarsi! Oh, no, le mie verità. Le mie verità, no, devo scappare. Vieni qua! Ma se hai il casco perché dici Mi hai aia? fatto male. Ma che stai dicendo? Allora, innanzitutto tu non vai da nessuna parte. E per seconda cosa, allacciamo qui il bel caschetto. Adesso prenderò il tuo dito. Vedi che non sta funzionando. Foxy, non sta funzionando ancora. Ma che stai dicendo? E quindi iniziamo. Ricordati, non mi devi dire bugie. Non ti dirò mai bugie. Vedremo. Per esempio, se dovessimo testare questa macchina, come ti chiami, Foxy, Mi chiamo Alfonso. Sì, Alfonso. Sì, questa macchina
macchina funziona proprio, caro mio Foxy. Passiamo adesso alle cose serie. Per esempio, caro Foxy, ti è mai piaciuta la poliziotta del quartiere, nonché la ragazza con cui voglio fidanzarmi? No, mai, è bruttissima, non mi piace. Cavolo! Ma quanto fuma! Foxy, aspetta un attimo. No, credi, non è come pensiero, non mi è mai piaciuta la poliziotta, te lo giuro. No! Foxy, tu sei mio amico! Com'è possibile? Volevi rubarmi la ragazza! No, credi, non dire così, non è vero. Foxy, io non me l'aspettavo da te. Questo mi porterà a essere più cattivo. Aspetta un attimo. Dove sono finite le tue manette? Aiuto, non posso più liberarmi. Liberami. Dato che volevi fare il furbetto, adesso io non so come hai fatto, io ti rimetto le manette e tu stai bello qui incastrato. Passiamo alla prossima domanda. Che domanda? Per esempio, caro Foxy, tu mi hai mai spiato di notte? Mai spiato, mai. Vediamo. Oh cavolo, Foxy! Ma cosa? Tu mi avresti spiato? No, impossibile. Foxy, devo per caso continuare con la macchina della verità? No. E allora spiegami com'è stato, Tu eri in bagno. Ero in bagno? Mi hai spiato mentre ero in bagno? E poi ho spiato perché non sapevo come si facesse la pipì. Che cosa? Non me lo ricordavo. E poi tu mi hai ma che? Sì. Ma stai... Quasi Foxy, mi sta venendo sonno. Ci pensiamo domani, dai, vado a letto. E io, Crazy! Senti. Non lo voglio, buonanotte. Io cosa faccio qui? Ragazzi, sto dormendo! È il momento di liberarsi! Ah, giusto, lui ha le chiavi. Oh, sono libero! Adesso è arrivato il momento di vendicarsi. Crazy, vieni qui. Vediamo un braccino. Fatto. Oh cavolo, ciao. Foxy! Foxy! Foxy, liberami! Come hai fatto a toglierti le manette? Non lo so. Foxy! Liberami! No! Liberami! No. Ai. Ora ti faccio vedere io. Ok! Ti vuoi farmi, Foxy? No! Ora è arrivato il tuo momento. No, Foxy, io sono stato sempre buono con te. Foxy, mi fa male la testa. Scusami, l'ho messa all'incontrario. Sempre scemo rimani. Scusami, ok. Adesso imposterò la potenza al massimo. Computer, potenza al massimo. Ok, potenza impostata al massimo. Foxy, che significa potenza al massimo? Scusami. Al massimo potresti perdere i capelli, però nulla di che. Cosa? Ma sei come impazzito? Ma noi siamo amici, Foxy. Vedremo. Crazy, hai mai pensato di abbandonare il tuo amico Foxy? Ma che domanda è? Ovvio che no. Ma che significa? Pensavo fosse bugia. Foxy, non per dire, ma non mi hai messo il coso nel dito. Non posso prendere la scuola. Effettivamente. Vabbè. Scusami. Ma perché l'ho detto? Vabbè, ok. Infatti, Piano. ok. Ok. Crazy, hai mai pensato di provarci con la mia Crash Dance?
Deborah? Ma stai scherzando? Un Foxy? Perché mi hai preso per Foxy? No! Non so No, Foxy! Non è come pensi! Non è come pensi! Crazy, io non pensavo tu fossi così cattivo. Io non pensavo fossi proprio così. Questa dove la farai pagare? Foxy, non è come pensi! Aspetta un attimo, non ti arrabbiare! L'ho pensato, ma mica lo volevo davvero! Cioè, ti pare? A me piace la poliziotta! Come ti permetti? Mi volevi rubare la Crash? Uno, innanzitutto, togli questo coso! Che stai dicendo? Ma che rubare la Crash? Innanzitutto tieni le chiavi. Oh, sì, grazie! Ok. Innanzitutto tieni una spada. Foxy, non è come pensi, ti posso spiegare! Non passiamo alle armi! Mi metto il mio cappellino. Foxy, un attimo! Non te la prendere male! No, fermati! Ascolta, non roviniamo un'amicizia solo per donne, fermo! Ma Foxy, ascolta, non ti volevo veramente rubare la grande amico! Ok, allora stai calmo, ok? Stai calmo, non volevo veramente rubarti una crush, ok? Fermo! Fermo amico! Posso spiegarti? Non è come pensi! Un attimo! Fermo! Posso spiegarti, ok? Posso spiegarti? Io non me l'aspettavo. No! Foxy, ok, fammi alzare. Calmo. Allora, a me piace la poliziotta, non la tua crush, ok? Ok? Non è fattibile, la macchina di vita. Ha detto che ti piace. Ok, ho capito! Ma non mi piace, cioè, non è che mi piace, è che ho pensato, è la domanda, cioè, hai pensato di fidanzarti, ma non è che voglio fidanzarmi! Ah, ok, allora siamo amici. Vado a giocare a Minecraft. Ciao. Questo è veramente strano, cioè mi stava, ma e ora vai a giocare vabbè. Vado a lavarmi.